Come volevasi dimostrare, abbiamo avuto Ragione come sempre. no, imprevisti, Ezio era la parola. Ai prossimi pacchi. Bentornati nel progetto Impavida, un lavoro titanico dove dobbiamo andare a realizzare l'allestimento per lo stand fieristico proprio per Birra Impavida. Dovremo realizzare un macello di prodotti, tra cui un'insegna LED wall, delle lattine spillatrici e altre figate del genere. Ma il problema rimane sempre uno. Ciurma, buongiorno. Mancano 12 giorni, 20 ore, 29 minuti e 30 secondi alla fiera. E questo è il programma della giornata. Come abbiamo visto nello scorso episodio, l'insegna è stata terminata. Ora stamattina ho dato giusto le ultime rifiniture, punti di colla, nelle lettere più morbide, diciamo. Ora quello che devo fare è smontarla, impacchettarla, metterla via e è pronta per la consegna. Siccome mancano 12 giorni, la fiera è il 18, noi il 16 dobbiamo consegnare, fra 10 giorni, poco più, dobbiamo aver consegnato tutto. Dal 16 si va ad allestire e il 18 comincia la fiera. Come vi dicevo, l'obiettivo della giornata è quello di smaltire questo e successivamente passare al tavolo in rovere. Quello che c'è da fare è sezionarlo, portarlo a misura finita, mettere l'incastro o mettere la ferramenta per la giunzione smontabile della gamba, e ho scelto questa qui della Confalonieri, molto resistente. Successivamente andrà rusticato, ma questo è un programma per domani. Togliamoci dalle palle questa insegna mastodontica e cominciamo a squadrare il ripiano del tavolo in rover. Tavolone posizionato, l'ultima volta è stato portato a calibrare, è effettivamente uno splendore il rover, mamma che bello, e mamma quanto pesa, mi ha spaccato letteralmente le mani. Vi ricordo velocemente le misure di questo tavolo. Il ripiano, che è quello lì, deve essere 186 cm per 60 di larghezza, la gamba invece è 110 di altezza totale, quindi da terra al piano, quindi è 110 meno 4, 60 di larghezza. Vi faccio solo vedere quanto sono stato stretto con le misure. 60 di larghezza, abbiamo quanto? Poco meno di 61. Mi piace il rischio, raga, mi piace il rischio. Ok, prima tavola sezionata e portata a casa. 60 x 191. L'ho tenuta un attimo lunga perché tanto c'è la possibilità di accorciarla più tardi. Ora mi sono accorto di una cosa: c'è da sistemare alcune crepe con lo stucco, non con la resina, perché non è un problema. Come questo qua, che è un buco passante, riempirò di stucco. Tanto l'effetto da dare su questo è che sia rusticato, quindi se ci sono dei difetti è solo un valore aggiunto, perché il punto è seguire un concept che riprendono poi anche in tap room, proprio nella sede di Impavida. Lì hanno un bancone gigantesco sempre in rovere ed è pieno di nodi, di cose, cosine. Vedrete che robetta carina che è. Ok, arrivati a questo punto, anche il tavolone qua, che sarà la gamba, è stato sezionato, perfetto, a misura. L'ho lasciato un attimo un po' più lungo questo. L'ho lasciato più lungo per quale motivo? Perché la gamba, quella in lamiera, che ci devono consegnare tra un paio di giorni, non so esattamente com'è, come non è. Cioè, so esattamente com'è perché l'ho disegnata io, ma non so come verrà realizzata, se ci saranno degli errori, delle tolleranze da rispettare. Per cui mi sono tenuto più lungo con le misure, perché si fa sempre ora a tagliare, ad accorciare le robe, non è un problema. Volevo già fare oggi, come vi dicevo, appunto utilizzare questa ferramenta e andarla a mettere. Il problema, che non è un problema ovviamente, è solamente una questione di pratica e di vedere effettivamente come si installa questa tipologia di ferramenta. Non ho le punte adatte, ho delle Forstner da 35 che sono questo modello, che mi sfugge il nome, che però non va bene per il massello, rischio di sbagliare. Non ho quelle seghettate che
mi sfugge il nome, come vi dicevo, che sono ideali perché scaricano bene il trucciolo, se lo mangiano proprio il legno e soprattutto non mi fanno sbagliare. Il problema qua è che non ho margine di errore, cioè siamo arrivati che mancano 10 giorni, entro 10 giorni dobbiamo finire tutto e principalmente mancano le 4 lattine sprillatrici e finire sta roba qua. Però questa in 2 giorni è finita, domani siamo a buon punto se ho le attrezzature già qua. Il problema è questo, che non ho le attrezzature qua, quindi domani dovrò andarle a comprare. Mi sono preparato qua lo schemino con le misure esatte per farmi tutti i fori, ho provato a vedere come funziona e impressionante, è veramente impressionante. Vi lascio qua sotto il link non per acquistarla ma per acquistarla sul sito, perché è veramente eccezionale come tipologia di giunzione, funziona in maniera diversa ed è pratica. Anzi guarda, ve lo faccio vedere al volo. Qua abbiamo una classica giunzione perno e barilotto. Cosa succede? Questo qua è il perno, questo qua è il barilotto che va a tirare il perno. Abbiamo qua questa parte che è eccentrica, nel senso che qua ha questo spessore, man mano che gira vedete che si sposta e ti dà questi pochi millimetri di tiraggio. Questo va bene in mobili o altre robe del genere, non in questa maniera perché questa parte deve essere veramente salda, quasi fosse un pezzo unico, per cui un sistema del genere, che è il più classico, non va bene. Questo qua funziona in modo differente. Vedete che abbiamo già un altro tipo di perno che non ha qua in fondo il pezzettino come in questo per essere preso, ma ha tutto dritto. Qui all'interno vedete che è diviso in 2 parti, abbiamo queste metà che appunto servono per far passare il nostro perno, così arriva in battuta lasciando il filetto esattamente a questa distanza, perché in realtà tutta la magia lo fa questo pezzo qui che dietro ha questa spirale, come se fosse un ingranaggio che trasferisce il moto da questo senso a questo senso. Ok, quando tu vai a infilare hai questa spirale che prende dentro la filettatura e qua non c'è una fine, più tiri più questo si abbassa, ovviamente arriva a un punto in cui stoppa, non è che tira all'infinito, però di certo la forza meccanica esercitata su questo è nettamente più forte. Quindi per oggi è stato fatto più o meno quello che volevo, non l'ho installato, non mi metto a farlo adesso rischiando di fare errori, 1 perché sono stanco, 2 non ho le attrezzature giuste, 3 non posso permettermi di sbagliare in questo caso, quindi la giornata finisce qua. Ciurma, mancano 11 giorni, 21 ore, 31 minuti e 22 secondi alla fiera e questo qui è il programma della giornata. Stamattina sono andato a acquistare delle punte che mi mancavano, quindi ho fatto già dei test, siamo precisi e in bolla. Oggi abbiamo anche Ezio e Leo, cominceremo a rusticare, cominceremo a vedere un po' di questioni, ma prima ovviamente un po' di pacchetti. Ok, vediamo qualche pacchettino, ma però prima vediamo questo qua grande che è una roba che non serve oggi ma che dobbiamo capire oggi. Allora, queste qua sono delle pellicole per wrapping, sono esattamente quelle che si usano sulle auto. Sono state prese delle tipologie di pellicola per provare, perché i tappi sopra e sotto, sia per la lattina LED wall sia per la lattina spillatrice, per dargli l'effetto acciaio inox spazzolato satinato, non ci sono molte alternative. Abbiamo guardato delle pitture effetto metallo, però proibitive, cacink, costano un po' vuol dire all'incirca 300 euro al litro. L'alternativa che ci è sembrata più economica e più pratica, wow, è proprio quella di usare le pellicole pre-wrapping. Sono state prese su un sito che vende pellicole, costano una tuonata anche queste, perché circa costano 90 euro per un metro quadro, e questa qua è una pellicola alluminio satinato spazzolato. Quest'altra invece è più economica, perché dovrebbe costare 40 euro invece al metro, è simile, di un diverso colore, ok, e ti dirò neanche così male, e in più mi sono fatto dare uno scartino, un pezzettino, una robetta monocromatica grigia, sempre effetto lattina o altro, giusto per capire le varie tipologie. Questa qui è la lamiera che esattamente con cui ci siamo fatti fare il rivestimento della lattina, ed è un acciaio inox spazzolato, protetto qua dalla sua pellicola. Ora il risultato è questo qua, per cui queste qua ci devono andare abbastanza vicino. Non lo so, lo scopriremo dopo. Adesso dimmi, passiamo ai prossimi pacchi. Alla prossima!
No, t'ho detto, passiamo ai prossimi pacchi. Ai prossimi pacchi. Prendiamo qualcosa di giusto per tagliare, però. No. Prendiamo cose a caso. Proviamo a tagliare col martello. Gli altri due pacchi di oggi ci servono proprio per la lavorazione che dovremo fare, ovvero andare a rusticare questo tavolo. Qualche settimana fa vi avevo chiesto su Instagram, vi invito ad andarmi a seguire, qual è una rusticatrice che mi consigliate. La maggior parte di voi mi ha consigliato questa della Fartool o della Fart Tools. È una rusticatrice molto semplice, per quello che dobbiamo fare è un lavoro, è una tipologia di lavorazione che non faremo spesso. Era inutile andare a investire chissà quanti soldi in una rusticatrice da 400-500 euro, per cui questa sicuramente fa al caso nostro. Tagliamo con strumenti non idonei, come al solito. Però fanno il loro. 1,3 kW. Motore. Il motore. Beh, vi dirò che questi Fart Tool finora stanno andando bene. Però adesso voglio fare. All'interno abbiamo manetta, pezzettini, ecco, persi, carboncini di ricambio, pezzettini, coso dell'aspirazione, viti e quant'altro. Via. Facciamo tutto. La cuffia di protezione e di aspirazione e la vera e propria rusticatrice. Perfetto, velocità regolabili proprio perché può fare rusticatura e satinatura, e all'interno ti danno questo qua che hai scoperto tu, un bel tamburo, come lo chiamiamo, con le spazzole in acciaio. Flessibilone gigante. È un flessibilone, esatto. Qua invece, come vedete, abbiamo un pacco dei nostri amici di Nat Abrasivi che ho interpellato e a cui ho chiesto informazioni per quanto riguarda la rusticatura, che tipologie di nastro van bene e tutto, e hanno detto: sai cosa Mario, te le mando io le robe. Per cui chapeau come sempre raga, perché qua si arriva a un risultato ottimale. Abbiamo un'altra spazzola con le setole in nylon grana 60, ok? Abbiamo due spazzole invece in Scotch Brite. Differenza di queste, penso che sia solamente la grana, una è più aggressiva e una no. Dopo questo dei dischi per il flessibile che abbiamo già utilizzato per tagliare tutte le questioni della struttura in metallo della lattina Leadwall, dei dischi abrasivi che ci servono poi per andare a vedere sempre un discorso satinatura in punti specifici, e va bene, questo non serve per rusticare, però sono dei nastri sempre abrasivi per legno per la levigatrice a nastro della Triton che abbiamo là in fondo. Per cui vi lascio tutto qua sotto in descrizione, so un codice sconto, vi lascio sotto anche questo. Ora capiamo come funziona questa rusticatrice. Bella tega. Allora, spazzola montata, Ezio tarallino perché sennò bisogna carburare. Qua abbiamo fatto varie prove, 1, 2, 3 e 4, andando a premere sempre di più per capire qual è il risultato che ci piace. 0 ovviamente è liscio, come vedete. Quello che ci piace di più è il livello 3. Come operazione da fare è quella di prima usare il tamburo, questo qua in una spazzola metallica, e dopo quello in nylon che va un attimo a levigare, a togliere un po' tutto, un po' va a pianare tutti i solchi che va a creare. Però ci siamo. Allora, Ezio è andato avanti a battello con quello che riguarda i tavoli e i ripiani. Sono stati rusticati, levigati, stondati, preparati. Adesso l'unica roba che ci manca, ormai si è fatto tardi perché abbiamo gestito altre cose per andare a ritirare dei pezzi di lamiera per le latine spilatrici domani, e per questo sono estremamente contento. Prima di andare però passiamo da mio cugino a vedere che ci hanno fatto la gamba per il tavolo, ma forse potremmo avere un problema. Allora, siamo arrivati qua con Ezio. Ma smetti di fare lo sbruffone. Che sbruffone? Siamo venuti a vedere la gamba del tavolo. Allora, la gamba del tavolo va bene, è molto bella, ma ha dei piccoli dettagli qua sulle lettere. Se vedete, quando fa dov'è il mio dito? Quando fa gli angoli a 90, che il laser rallenta per fare questa curva, lascia delle sbavature. Sulle lettere più grandi non si notano, ma queste qua più piccole sì. Quindi adesso vediamo se togliendo la roba ci va bene, mi piace ancora, o nel caso da rifare. Questi qua sono proprio gli imprevisti che non dovevano succedere. Ok raga, tornati, come avete visto è stato un viaggio molto veloce, dovevamo scoprire, e come volevasi dimostrare abbiamo avuto ragione come sempre. No, imprevisti Ezio era la parola del paroliere. Progetto, ok, imprevisti. Ok, la parola è imprevisti. Adesso domani risente l'azienda del taglio laser, vede se riusciamo a risolvere questo problema qua, e dovrebbe rifarla e consegnarla fra 2 giorni.
Ciurma, buongiorno! Mancano 10 giorni, 19 ore, 34 minuti e 33 secondi alla fiera. Oggi è anche un ottimo giorno perché è il mio compleanno. Ovviamente lo vedrete molto più in ritardo. Oggi è il 7 febbraio. Continueremo con il programma che è il seguente. Nello scorso episodio abbiamo visto il tavolo rusticato, tutto pronto, tutto perfetto. Con gli abrasivi NAT sono stati spettacolari. Ezio ha fatto tutto il lavoro, si è trovato benissimo. Nel mentre stiamo finendo di stampare gli ultimi coperchi che oggi cominciamo ad assemblare, stuccare, levigare. Nel pomeriggio mi raggiungerà Ezio, io intanto vado avanti a fare tutto quello che è misurazione e tutti i fori per mettere questa ferramenta qua. L'obiettivo della giornata, sperando che non ci siano altri intoppi, è quello di mettere la ferramenta, preparare tutto, sezionarlo alla misura finita e dare la finitura e andare avanti comunque anche con i tappi per le lattine spigliatrici che dovrebbero arrivare anche queste giovedì, venerdì. Tra l'altro, altra questione, oggi pomeriggio andiamo o va Ezio a ritirare le lamiere in acciaio inox che sono state tagliate al laser e calandrate per fare le lattine spigliatrici. Sarà un bel divertimento fare quelle lì perché non ne ho la più pallida idea di come farle e mancano una settimana circa. Che sclero, raga! Da qua non si torna indietro. Se ho sbagliato a bomba. Ok, arrivati a questo punto ho messo nei fori, questi qua, i pin, questi qua che riportano la marcatura del centro. Ora qua in realtà io me li sono già segnati, ma siccome ho una paura fottuta di perdermi, di fare delle cazzate e di sbagliare i conti, adesso prendiamo la gamba, la appoggiamo direttamente sopra, ripassiamo quei buchi lì, cioè ripassiamo il centro. Se ho fatto i calcoli giusti dovrebbe essere esattamente qua sopra. Ok, tra l'altro questa pesa veramente una tonnellata, quindi oddio, due magari era, oddio. Ok, allora posizioniamo indietro, diciamo che qua, ok, passo i segni, vediamo, oddio, bellissimo il rovere, però sti cazzi. Ok, sono andato dannatamente vicino, ora non so di chi fidarmi, quindi se dei miei segni prima o effettivamente se il legno ha un po', non è precisissimo, quindi mi fiderò dei segni che sono stati fatti per quello, altrimenti si troverà un'altra soluzione. Vado. E ora la parte che spaventa di più in assoluto. Avrò sbagliato tutto? Dovremmo rifare? Avrò buttato tempo, soldi, materiale? Dio che pesante. Che cazzo, come si fa? Allora. Oddio. Ok. Primo tentativo non è andato. Ok, ho passato un attimo di tempo a sistemare qua gli incastri che combaciassero bene, dovrebbe funzionare tutto adesso. Seconda, terza. Madonna, non va da nessuna parte questa. Zero totale, meno male. Allora il modo migliore alla fine di tirare questi non è né con la brugola, o meglio può essere con la brugola, fare l'ultimo tiraggio, mentre per il resto è meglio usare un inserto esagonale da 6 e cricchetto. Bene, speriamo che non ci siano altri problemi allora. Allora, con tutte le stampe che abbiamo fatto, ok, per fare il coperchio sopra, ok, che ha la forma della lattina, abbiamo deciso di creare il tappo in 3D, di dividerlo in 4 parti per quanto riguarda la parte sopra, in 6 parti per quanto riguarda quella sotto, solamente per una questione di area di stampa. Queste qua le abbiamo stampate tutte con la LGU Neptune Max. La Plus è un po' più piccola, quindi abbiamo diviso in 6 per poter utilizzare 2 stampe e ottimizzare le ore che ci rimangono prima di questo evento. L'obiettivo che dobbiamo fare quantomeno adesso è quello di toglierli, levigarli singolarmente, riunirli, stuccarli
dare la giunzione, o dare comunque un riempitivo, forse daremo la cementite e poi wrapparli. Per cui adesso tu avete capito. Allora raga, all'alba delle 11:15 abbiamo levigato tutti i pezzi, grana 80, bassi giri, e ho provato in questo qui a dare uno stucco leggerissimo, questo qua, stucco leggero in pasta. Volevo provare a vedere quanto andava a riempire i vari layer e vediamo domani come viene.